Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi dedicato, era previsto da settimana scorsa, a riprendere il discorso relativo, anzi alla riproposizione di documenti relativi alla strage di Erba. Nel frattempo, innanzitutto è deceduto il signor Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto alla strage, per cui è naturale che in questo momento si pensi al dolore dei figli e si esprima il massimo della vicinanza rispetto a due persone che sono state coinvolte attraverso il loro papà in questa terribile storia. E questa è una premessa umana indispensabile, però credo che non esista alcun tipo, diciamo, di reale partecipazione anche emotiva alle vicende se non c'è la verità sullo sfondo e a fare da nutrimento, diciamo, a qualsiasi sentimento. E questo è lo spirito esatto di queste trasmissioni. La trasmissione di oggi era già prevista e noi naturalmente proseguiamo perché alla base di tutto il giudizio sull'intera vicenda ci devono essere i fatti e i fatti peraltro non siamo andati a cercarli molto lontano, li abbiamo esattamente a disposizione nelle carte processuali. I documenti audio che abbiamo sentito e che sentiremo sono infatti tutti inclusi negli atti del processo. Peraltro altro discorso è che non siano conosciuti e questo purtroppo è stato il grosso limite fin dall'inizio di questa vicenda, perché se fossero stati conosciuti i fatti e gli atti probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso anche sotto il profilo dell'opinione pubblica. Perlomeno avrebbero legittimato una serie di punti di domanda che a tutt'oggi, dobbiamo dirlo, rimangono senza una risposta, o perlomeno sono punti di domanda molto grossi per tutta la vicenda fin dall'inizio, per come si è svolta, e anche relativamente alla questione del riconoscimento degli autori o dell'autore principale dell'aggressione, anche al signor Frigerio. Questo va detto, io lo dico con il massimo veramente di rispetto per il dolore umano. Peraltro questo non esime dal ricordare i fatti per come sono e da questo punto di vista mi sento altrettanto tranquillo nel dire che ci sono articoli di giornale oggi che raccontano non le cose in maniera imprecisa ma proprio cose false, cose che non sono riscontrabili nella realtà ricostruita anche attraverso la vicenda processuale, ma senza alcuna ombra di dubbio sono cose false, le vedremo subito. Intanto va detto che sabato scorso su Repubblica è uscito un lungo articolo firmato da Carlo Berdelli che ha ricostruito l'intera vicenda della strage di Erba sotto un punto di vista fattuale, diciamo così. Questo sì è un articolo che si basa sugli atti e sui fatti e che pone anche gli stessi tipi di interrogativi che richiamavo poco fa. Tante cose non tornano, scriveva Repubblica, dall'arma del delitto mai trovata ai 243 buchi nella ricostruzione di quanto è accaduto quella sera tra non ricordo ed errori. La ricostruzione di Carlo Berdelli è molto precisa, poi magari ne citeremo anche qualche passaggio, ma non c'è niente di nuovo naturalmente per chi ha ascoltato le trasmissioni, però si tratta comunque di un articolo che ha cercato di fare il punto, cosa che non è stata fatta nel racconto mediatico di tutta questa vicenda fin dall'inizio, è stata fatta in maniera molto marginale, episodica, sporadica, in maniera tale però da costruire soprattutto una versione credibile anche per l'opinione pubblica di quella che era la versione dell'accusa. Questo si può dire senza dubbio perché le cose sono andate così. Ne abbiamo un piccolo saggio sui giornali di oggi, da questo io vorrei partire insieme all'avvocato Fabio Schembri che ci ha raggiunto qui, io lo ringrazio, lo saluto. Buongiorno a tutti. L'avvocato Schembri, come sapete, difende insieme all'avvocato Luisa Bordò, Olindo Romano e Rosa Bazzi. E avvocato, io vorrei partire proprio dalle cronache di stamani, perché a parte alcuni giornali che danno una versione ridotta dei fatti, ce ne sono un paio di articoli che a me mi hanno colpito facendo la rassegna stampa di stamattina. Perché mi hanno colpito? Perché, come dicevo prima, sono articoli dove non si è semplicemente imprecisi, ma si raccontano cose non vere. Sono due cose diverse. Un conto è essere imprecisi, un conto è dire cose non vere. Per esempio, scrive Stefano Zurlo sul giornale, faccio nomi e cognomi perché non c'è niente di male, ognuno si espone in prima persona facendo questo mestiere. Zurlo è un cronista giudiziario e dovrebbe essere aderente ai fatti, perlomeno a quelli processualmente noti e a quelli conosciuti. Allora, se non ci fosse stato lui, scrive oggi il giornale, forse la strage di Erba sarebbe ancora uno dei tanti misteri d'Italia.
Rebus che quasi sempre però hanno una soluzione facile: il vicino della porta accanto, il maggiordomo, la moglie, l'amante. Risposte troppo semplici per un paese ammalato di dietrologie e di complottismo, scrive il giornale. Dietrologia, non mi pare che quella che stiamo facendo in queste trasmissioni sia dietrologia, non c'è bisogno che io difenda il mio lavoro o il suo, o che lei difenda il suo lavoro, avvocato Schembri. A me questa accusa di dietrologia non mi tocca minimamente, però mi interessa invece puntualizzare una cosa. Se per dietrologia intendiamo andare a vedere cosa c'è dietro il racconto che ci hanno fatto i giornalisti di questo genere, allora ci sto. La definizione è giusta. Andare a vedere dietro il racconto fatto dai media, sì, basandosi su che cosa? Sui documenti, sui fatti, perché altrimenti raccontiamo favole, e forse raccontare favole è peggio che non fare dietrologia. Se dietrologia significa vado a vedere cosa c'è davvero, ma non dietro ai fatti, dietro al racconto che è stato dato di questi fatti, che è cosa diversa, perché il compito del giornale è di informare, il compito del giornalista è di informare. Scrivendo cose di questo genere, al risveglio dal coma inchiodò l'assassino, si racconta semplicemente un fatto che non è mai esistito, perché il signor Frigerio non è mai entrato in coma, e perché la prima testimonianza non ha inchiodato affatto l'assassino o il presunto tale e condannato in 3 gradi di giudizio come tale Olindo Romano. La prima testimonianza inchiodava un perfetto sconosciuto con caratteristiche somatiche completamente diverse da Olindo Romano. Però qui c'è una tesi di fondo, cioè resiste ancora questa tesi dal giudizio di primo grado che da subito fu riconosciuto Olindo. Questo mi sembra già un punto che viene ribadito ancora oggi, 17 settembre 2014, no? Avvocato Schembri. Ma chiaramente Stefano Zurlo scrive e dimostra di non conoscere nulla del caso, ben poco del caso. Del resto non ci risulta che Zurlo abbia studiato nulla di questo caso, tant'è vero che commette questo errore scrivendo una sua cioè dà una costruzione personale del tutto personalissima della vicenda, ma sbagliando clamorosamente, perché come diceva lei non fu mai in coma il signor Frigerio, quindi non si risvegliò mai da avvocato, questo coma. c'è un altro errore, ma io mi pongo adesso un punto di vista, a me non interessa attaccare una singola persona o criticarla, io mi pongo dal punto di vista di chi legge un giornale. Chi legge un giornale è il pubblico dei cittadini comuni. Chi legge un giornale ha diritto, perché si parla di diritto-dovere all'informazione, ha diritto di vedersi e sentirsi raccontate le cose giuste, non quelle sbagliate. Io leggo ancora in questo articolo: Frigerio torna in questo mondo. Per fortuna all'epoca Frigerio questo mondo non l'aveva mai lasciato, non era mai entrato in coma, punto primo. Torna in questo mondo e prima afferma di non aver riconosciuto il suo aggressore e descrive un uomo dai capelli corti neri, gli occhi verdi, la pelle chiara. Questa sarebbe la prima descrizione che fa Frigerio. Dopo 10 giorni aggiusta il tiro e dice che è Olindo. Bene, insomma, Frigerio, se uno minimamente avesse ascoltato gli atti o letto gli atti, il signor Frigerio, la prima deposizione che fa è esattamente di questo tenore, perché il pubblico ministero gli chiede innanzitutto chi erano queste persone, se si ricorda qualcosa e che lingua parlavano. Non ha parlato, dice, dell'aggressore, ha tirato fuori una candela, ho capito più niente, mia moglie sentivo che gridava aiuto per spingerlo, ma sembrava che la picchiavano bene. Penso che ce n'era anche un altro. Il PM, il dottor Pizzotti, gli chiede, primo interrogatorio, era bianco di carnagione o scuro? E il signor Frigerio risponde, no, scuro, non era qui del posto. Ma nero nero, chiede il PM. Olivastro, olivastro, ripete il signor Frigerio. Olivastro, ribadisce, capelli corti, tanti capelli ma corti, abbastanza grosso, forte come un toro, che mi ha preso e mi ha messo giù. Poi un coltello, mi sembra che mi ha colpito con un coltellino, poi sono caduto e non riuscivo più a muovermi. I capelli erano bianchi o neri? Capelli neri, neri, ribadisce Frigerio. Quello era stato capelli di uno scuro scuro. C'era il fuoco, averlo saputo chiamavo il 118, per me deve aver capito che forse l'abbiamo riconosciuto o più tardi potevamo riconoscerlo. Lei non ha mai visto quella persona, chiede il pubblico ministero. No, mai visto. Sarà stato dopo le 7:30 e richiede il PM. Occhi neri o occhi chiari? Occhi neri, ribadisce Frigerio. Non ho visto bene, abbastanza grosso, era vestito direi di scuro. Il coltello in mano al momento non ce l'aveva, dopo quando mi ha messo giù lui era sopra, ha tirato fuori un coltellino e mia moglie dietro che mi chiedeva aiuto. Non so cosa dirgli più di questo. Così dice
il signor Frigerio letteralmente, e si può anche sentire, l'abbiamo ascoltata, certo, sì, questa deposizione, la prima. Quindi come si fa a scrivere che ha descritto un uomo con gli occhi verdi e la pelle chiara? Ma questo naturalmente io non lo so come si faccia a scrivere un articolo del genere, ma ripeto, non mi pongo tanto a questo punto dal punto di vista dell'autore dell'articolo, ma dal punto di vista di chi lo legge, che riceve informazioni sbagliate, certo. E poi tra l'altro, sempre in tema di informazioni corrette, si scrive ancora in questo articolo che Olindo poi confesserà e anche Rosa ammetterà. Il suo racconto, diranno in procura, è impressionante per completezza e precisione, e qui invece abbiamo ciò che stiamo ascoltando in queste settimane, che non c'è niente di completo e di preciso in quel racconto. Rosa aggiunge molti dettagli inediti che nessuno conosceva, una firma sul sangue versato. Caso chiuso, troppo facile, la coppia ritratta, il serpentone dei particolari che non collimano, i buchi neri, qualcuno ne conterà 243, quel qualcuno ce l'abbiamo qui in studio stamattina, dei riscontri mancanti, e comincia a strisciare di nuovo il serpentone dei retropensieri. Perché Frigerio ha cambiato versione? Lui risponderà, sempre con spiegazione terra a terra, ma io mi sono svegliato dal coma, non sapevo più nulla. Questa frase è tra virgolette. Oggi Giuseppe Castagna con un necrologio a ciglio asciutto dice: addio signor Mario, ne sarò sempre riconoscente. Beh, qui questo è già, secondo me, voglio dire, qui è un po' più fedele, cioè lui mi sembra che dica, cioè in procura specifica che diranno questo, quindi diciamo la versione della procura è che queste confessioni siano sovrapponibili. Poi aggiunge che qualcuno conterà 243 errori, punto. Nessuno va a sindacare la conta, però, cioè nel senso non viene detto che gli errori in realtà non ci sono e quindi è una conta fasulla. Allo Stato viene detto però che è impressionante la confessione per completezza e precisione, e che Rosa aggiungerà molti dettagli inediti, la firma sul delitto. Però viene aggiunto diranno in procura, cioè non è chi scrive che lo dice, viene riportato, se così è quello che la procura dice, e poi viene aggiunto sostanzialmente che ci sono 243 errori, qualcuno dirà, però senza che nessuno vada a sindacare questi 243 errori. Certo, se uno mette a confronto i 243 errori con quello che è stato detto in procura, chiaramente qualcosa non torna, no? E poi c'è quest'altro articolo sulla Stampa di oggi, nel quale pure si legittima un fatto non vero, cioè si racconta un fatto non vero, cioè che fin da subito, 4 giorni dopo, Frigerio trovò il coraggio di dare il nome al diavolo, un nome strano e pacioccone, Olindo, scrive la Stampa di Torino stamattina. Invece abbiamo appena letto prima, dato conto prima della deposizione del signor Frigerio, che invece parla di uno sconosciuto, non è di qui, non è del posto. Oltretutto questa storia, diciamo, del coma è raccontata da entrambi i giornali come fosse vera, e per fortuna non lo è stata. Anche qui si parla di dietrologia da parte di chi invece racconta i fatti, perché purtroppo il paradosso è questo: dietrologia. Poi ci saranno anche dei dietrologi, per carità, però in questo caso noi stiamo cercando invece di far conoscere a chi ascolta soltanto i fatti, non la dietrologia. E anche qui si parla di un ricordo inizialmente confuso che poi emerge per quello che è. Il ricordo iniziale non era affatto confuso, perché le parole che abbiamo letto prima sono parole molto chiare. Ma posso aggiungere una cosa? Io, ecco, proprio sulla dietrologia, in realtà mi sembra che diciamo, la dietrologia venga fatta proprio da chi scrive, da quelli che lei ha letto, perché viene rivangata una storia, la prima versione che era stata fornita dagli stessi giornali quando avvennero i fatti e quando le indagini ancora non erano chiuse, che si diceva sostanzialmente che sin da subito Frigerio riconobbe come il suo aggressore Olindo Romano. In realtà poi la storia, e parlo di storia processuale, cioè quindi voglio dire, ha suggellato ben altro, che in realtà Frigerio prima disse che il suo aggressore non era del posto ed era olivastro con gli occhi neri, e poi successivamente, a seguito di un colloquio avuto con un carabiniere, riferì che il suo aggressore era Olindo Romano. Quindi già la storia processuale ha dato
fatto che in realtà inizialmente Frigerio ebbe ad indicare un'altra persona. Quindi quello che viene riportato oggi nei due articoli che lei ha citato, quella sì che è vera e propria dietrologia di una notizia che in realtà la prima notizia non vera, che è stata superata negli anni dalle stesse sentenze che hanno poi condannato Rosolindo. Però è rimasta sui mezzi di informazione e presso l'opinione pubblica. Però è rimasta presso l'opinione pubblica, insomma, è quasi inconscio, cioè in effetti probabilmente senza diciamo questa dietrologia, cioè che sin da subito, è chiaro che uno può porsi dice, vabbè, c'è qualcosa che non torna, perché insomma forse... Ecco, le voglio chiedere però anche questo, in una giornata, ripeto, di lutto, sì, a quale ci uniamo in spirito, questo è ma certamente, questo è fuori di dubbio. Però le voglio chiedere proprio questo, avvocato Schembri, sul motivo, diciamo, e sul modo, anzi, in cui si è affrontato questo punto in sede processuale, in primo grado, cioè sulla prima versione, perché abbiamo citato prima due articoli, ne cito un altro a contrappeso, quello che compare oggi su Libero, dove invece correttamente si riporta quello che è accaduto, cioè che in un primo momento Frigerio aveva dichiarato di non sapere chi l'aveva colpito, anzi ha offerto agli inquirenti, scrive Libero oggi, un identikit che difficilmente poteva essere scambiato con quello di Olindo Romano, contrariamente a quanto scrive il giornale. La persona che l'aveva coltellato aveva capelli neri, occhi scuri, carnagione olivastra. La memoria a Frigerio era tornata una decina di giorni dopo, in seguito peraltro, nel frammezzo, avendo ricevuto la visita del luogotenente dei Carabinieri, che gli ripropone, e anche questo è indubitabile, è un fatto, insistentemente il nome di Olindo, no? Ci sono alcuni particolari, scrive ancora Libero, che non quadrano in quella vicenda. Frigerio si ricordò di Rosa Bazzi solo nel febbraio del 2008, quando il processo di primo grado era agli sgoccioli. Ho visto una seconda persona, una donna, probabilmente la Bazzi, ha raccontato. Parole che la Cassazione ha definito oggettivamente vischiose. La Corte di Cassazione poi ha parlato di numerosi dubbi e aporie che si addensano sul caso. E infine Libero ricorda anche le parole di Azuz Marzuc, che aveva diretto un appello qualche tempo fa al signor Frigerio. Prego il signor Frigerio di dire la verità, ha detto il marito di Raffaella e papà del piccolo Youssef. Col tempo mi sono convinto che i Romano stanno solo pagando la loro ingenuità. E anche Olindo, scrive Libero, fino a poco tempo fa si diceva fiducioso nella speranza che vicino di casa il signor Frigerio potesse ricordare meglio. Così scrive Libero. Ho fatto una piccola rassegna stampa, ma propedeutica a questa domanda che le faccio, c'è la pubblicità, e riprendiamo da qui. In sede processuale, in primo grado a Como, su questa questione della prima versione dei fatti, persona sconosciuta non è di qui, caratteristiche fisiche che non riconducono a Olindo, e sulla sua totale discordanza con la seconda versione, il riconoscimento. Come è andata? A processo in tribunale, davanti ai giudici, al pubblico ministero, alle parti? Sì. Mandiamo la pubblicità, poi ripartiamo da qua. D'accordo. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Si chiama Su e Giù ed è in vendita presso i migliori tappezzieri, colorifici, ferramenta. Lo produce la GMG di Sesto San Giovanni. Chiama il numero 02 36 51 64 40. Ti indicheranno il punto vendita a te più vicino. Ma è fantastico! Grazie GMG! Su e Giù per non cadere più. www.gmg-srl.net. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo qui e vediamo di raccontare questo aspetto che è importante anche per chi ascolta e per l'opinione pubblica, cioè come a livello processuale, soprattutto in primo grado, perché poi il secondo grado su questo sarà sfuggente, il terzo grado parla di situazione vischiosa, però come, diciamo, in sede processuale, in tribunale, viene affrontata la questione di prima versione, che dura una decina abbondante di giorni, dura 12 giorni. Prima versione, persona sconosciuta con determinate caratteristiche fisiche, non è di qui, non è del posto, non l'ho mai visto,
E anzi, lo stesso PM dice, beh, certo lì i tunisini andavano e venivano, e poi viene corroborato in questo dal signor Frigerio e dal suo avvocato Gabrielli, che manderà un fax alla procura dicendo andate un po' a vedere quali erano questi extracomunitari, lo dicono loro, non lo dico io, che frequentavano questo appartamento. Quindi persona completamente ignota, casomai attinente a un giro di frequentazione dell'appartamento di sopra. Questo viene fuori subito. E dall'altra parte poi c'è invece è stato Olindo. Ecco. Cioè, a processo come si... Ma a processo proprio lei ha anticipato è stato Olindo, cioè nel senso si è sostenuto, quindi con la sentenza, e la Corte d'Assise di primo grado ha voluto sostenere che in realtà Frigerio, contrariamente a quanto verbalizzato dal pubblico ministero, quel verbale che lei ha letto, sin da subito fece il nome di Olindo, perché in quell'audio di quel verbale lì, la Corte d'Assise avrebbe udito a un certo punto Frigerio pronunciare la parola Olindo. Ed è su questo, perché era un aspetto estremamente importante, perché la Corte d'Assise si era reso conto che l'aspetto era di fondamentale importanza, andare a vedere che cosa disse in precedenza Frigerio, quindi ha ritenuto di risolvere la questione dicendo no, l'ha detto sin da subito perché sostanzialmente l'abbiamo udito noi. In realtà già poter sostenere quello che ha sostenuto la Corte d'Assise di primo grado si cozzava naturalmente già con la logica, perché lei l'ha letto già sia prima che dopo, diceva un soggetto che non conosco, non è di qui, lo descriveva, e certamente questo non fa pensare al suo vicino di casa Olindo Romano. Ma in ogni caso questo punto poi è stato superato in appello, perché in realtà la Corte d'Assise di Como aveva fatto tramite un programma che si chiama il QLEDIT, io l'ho saputo dopo che serve proprio per la distorsione dei suoni, per modificare eventualmente i suoni, aveva fatto rudimentalmente, aveva modificato involontariamente, naturalmente, modificato questo file audio, e aveva sentito, anziché la parola uscendo, per me è stato uscendo, sostanzialmente la parola è stato Olindo. In realtà poi si è dimostrato che, al di là della logica, che lì Olindo non ci stava, perché voglio dire, addirittura è il procuratore della Repubblica di Como che va a prendere e assumere quel verbale. C'erano 12 persone, il già indagato Olindo, nessuno lo sente, e quindi il procuratore della Repubblica, chiaramente era già indagato, sospettato, l'avrebbe certamente scritto, certamente, ecco. Quindi al di là di quello che non si sposa con la logica, perché prima e anche dopo questa famosa presunta parola di Olindo, Frigerio dice ben altro, e si è fatto poi l'analisi dello spettro proprio su quella parola. In realtà la parola era uscendo. E allora su questo punto però in primo grado si era chiuso il cerchio, perché si era detto no, Frigerio sin da subito, perché c'è questa parola qui Olindo, ha riconosciuto il suo aggressore. In realtà poi se ne dà atto che in effetti c'è questa diciamo diversificazione, nel senso che abbiamo una prima fase dove per più volte non solo quella testimonianza, la prima che rende al procuratore della Repubblica, ma vi sono anche intercettazioni ambientali, dove Frigerio a più persone, allo stesso luogotenente Lugallorini, dirà che il suo aggressore ha determinate caratteristiche somatiche e certamente non indicherà Olindo Romano, e questo fino al 20, quindi per ben 10-15 giorni dopo la strage. Solo successivamente, come ha detto lei, al colloquio investigativo avuto con il carabiniere, indicherà Olindo Romano. Ed allora la Corte d'Assise d'Appello ha modificato quello che è stato il primo convincimento del primo giudice, che ha pensato di poter superare quel punto importantissimo, nodale della vicenda, dicendo no, sin da subito l'ha detto. La Corte d'Assise d'Appello dice altro, dice no, in realtà Frigerio sostanzialmente disse altro all'inizio, solo che poi in dibattimento riconobbe in Olindo Romano il suo aggressore, e quello che conta è quello che ha detto in dibattimento un anno dopo, cioè in tribunale. In dibattimento in tribunale.
Quindi prende, diciamo, come punto centrale quello che disse testimoniando in corte d'assise, quindi in tribunale. Si fa riferimento qui anche all'articolo dell'oggettivamente vischiose che scrive la Cassazione in ordine al riconoscimento dubbioso naturalmente, di una seconda persona fatta 1 anno e mezzo dopo dal signor Frigerio in corte d'assise in tribunale, Rosa Bazzi, che la Cassazione dice quelle dichiarazioni risultano essere oggettivamente vischiose. Perché non è un riconoscimento, è un probabilmente. Probabilmente sì, disse Frigerio, ho visto anche un'altra figura che poteva essere Rosa Bazzi, questo però a distanza di 1 anno. Ecco, ma in dibattimento come viene affrontato questo punto con il testimone? Cioè, di fatto in dibattimento questo punto del riconoscimento delle due versioni, delle due versioni in dibattimento, come le ho detto. Cioè il testimone viene chiamato. Sì. Che succede? Sì. Ci faccia la cronaca di quello che è accaduto. Il testimone viene chiamato, lì diciamo noi abbiamo sostanzialmente scritto nei vari motivi che è stato in un certo senso da parte della Corte d'Assise compressa la possibilità di formulare domande alla difesa. Cioè, perché? Perché sostanzialmente non hanno fatto contestare le precedenti dichiarazioni del signor Frigerio. E si può fare? È ammissibile. Chiaramente quando decide la Corte d'Assise può essere giusto o sbagliato, però decide quello. Ecco, ma cosa vuol dire in pratica, avvocato Schemi? E allora, solitamente... Perché io dico, parlo da profano, come siamo tutti noi, e credo il 98% di chi ci ascolta. Sì. Allora, io ho 2 versioni completamente incompatibili, inconciliabili, in relazione al riconoscimento di una persona. Sì. Il testimone che mi dà queste 2 versioni ce l'ho davanti in tribunale, il pubblico ministero e voi avvocati difensori. La Corte deve decidere. Che succede? Perché io devo capire come mai... Perché poi, oltretutto, avvocato Schembri, la prima descrizione non è sommaria. Per essere una persona sconosciuta, come Frigerio puntualizza, il mio aggressore non l'ho mai visto, non è di qui, sconosciuto, e il PM giustamente lo chiede più volte per esserne certo. Però nel contempo non è una descrizione del tutto, come dire, frammentaria. Sì, il ricordo e il tono con cui viene detto questo ricordo, perché abbiamo sentito anche gli audio a suo tempo, è di una persona che comunque quei ricordi lì ce li ha precisi. Sì. Non sta dicendo cose, perché se no avrebbe detto non so, in generale non mi ricordo niente, non ho visto niente, non so. Lì si individua, diciamo, una persona con determinate caratteristiche, soprattutto uno mai visto, di questo è certo in quel momento. Quindi non è una descrizione sommaria, timorosa, titubante come scrivono i giornali, è la descrizione di uno sconosciuto con determinate caratteristiche che gli sono rimaste in testa, gli occhi, i capelli, la forza e appunto il fatto di non averlo mai visto. Anzi, dice lui, se qualcosa mi ha richiamato alla mente è un certo tipo di ambiente, di frequentazione di soggetti che puntualmente il suo avvocato poi scriverà e manderà in procura per essere più preciso. No? Come si passa da qui a là? Cioè da una persona con quelle fattezze a una che è completamente diversa, pelle diversa, occhi diversi, fattezze diverse, soprattutto è il mio vicino di casa. Io lo so chi è quello lì da anni e anni e anni. Allora arriva il testimone in tribunale, che succede esattamente? Succede che viene sottoposta alle domande dapprima del pubblico ministero, delle parti civili e poi della difesa. Perché lei diceva però la difesa è stata limitata nell'affrontare questo nodo? Perché il nodo è grosso. È stata limitata perché diciamo, non sono state ammesse determinate domande, quindi io le ho chiamate contestazioni, tecnicamente si chiamano contestazioni nel senso che il codice di procedura penale prevede che possano essere poste le domande in controesame, si chiama tecnicamente controesame al testimone, e eventualmente i precedenti verbali, quindi quello che lei ha letto o altro, che contengono, se dovessero contenere delle dichiarazioni difformi rispetto a quello che viene detto in aula, uno può contestare che in precedenza sostanzialmente è stato detto ben altro, e questo ai fini appunto di inquadrare una vicenda nel suo complesso. Quindi è previsto dal nostro codice di procedura penale. Qui c'era un piccolo problemino che ha ravvisato la Corte d'Assise, e in base al quello tecnicamente ha evitato che noi potessimo contestare
tutta una serie di circostanze contenute nei colloqui, nella testimonianza del 15 dicembre, nel colloquio investigativo del 20. Non c'era trascrizione. Quello sarebbe stato un compito degli inquirenti. Sarebbe stato un compito degli inquirenti, e però gli inquirenti non avevano trascritto né quella del 15 né quella del 20. Il brano che ho citato io, la conversazione che ho citato io, cioè il primo colloquio con il primo pubblico ministero. Il primo colloquio c'era soltanto un verbale, sostanzialmente si chiama in forma riassuntiva, dove viene riassunto, ma non trascritto fedelmente, viene riassunto quello che aveva detto il testimone. Anche nel verbale in forma riassuntiva, bene o male, c'era scritto quello, il pubblico ministero aveva scritto quello. Però mancavano anche delle frasi. Il 20 c'era un verbale invece molto più spunteggiato, un'annotazione di servizio si chiama, che conteneva il 20 dicembre, Avvocato Schembri, ricordiamo, è il giorno in cui il luogotenente va dal signor Frigerio e gli fa il nome di Olimpo. Quindi questa annotazione era di 5-6 righe, conteneva ben poco perché era un colloquio investigativo di circa un'ora, quindi pagine e pagine di trascrizioni. Quindi non era stato trascritto tutto, quindi solitamente nei processi, soprattutto delle conversazioni piuttosto le testimonianze, quelle importanti, vi sono anche le trascrizioni. Gli inquirenti non l'avevano fatte e la difesa ha dovuto incaricare un suo consulente perché trascrivesse per sentire, insomma, e per leggere che cosa era stato detto. E l'aveva fatto ben prima che iniziasse il processo, depositando il contenuto della trascrizione nel fascicolo del pubblico ministero, così come prevede il codice. Questo consente il deposito nel fascicolo del pubblico ministero le eventuali contestazioni. La Corte d'Assise, in realtà, lì è nata una polemica quando c'era Frigerio in aula, è stato detto no, quelle sono le trascrizioni della difesa, quindi su quelle trascrizioni non potete contestare. Ecco, che è sbagliato, errato, perché voglio dire, tu non hai fatto le tue trascrizioni e io sono stato costretto a fare le mie trascrizioni perché mancavano, le ho depositate, le hai potute leggere, io potevo contestare. E a un certo punto la Corte d'Assise, aderendo a questa tesi, che fossero trascrizioni di parte, diciamo. Che fossero trascrizioni di parte, dicendo, è stato detto, no, poi faremo eventualmente una trascrizione nostra e poi eventualmente si vedrà. Eventualmente ha impedito di farlo in quel momento, le contestazioni in un determinato modo, no? Su quello che era stato detto e trascritto da noi, ma poi non si è fatto mai più. Cioè, perché è venuto una sola volta e poi anche quando la Corte d'Assise ha fatto le sue trascrizioni, che bene o male coincidevano con quelle nostre, cioè nelle fondamenta, le cose principali, Olivastro, Chineri, eccetera, 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 non abbiamo potuto contestare quello che poteva essere il contenuto di questi colloqui, delle sommarie informazioni rese al Procuratore della Repubblica, dottor Pizzotti, nel dettaglio e nei particolari. E quindi è andata la cronaca di quel giorno, diciamo, è questa. Noi abbiamo provato a contestare qualcosina, l'abbiamo contestata in un clima difficile, perché naturalmente. Ma la Corte ha detto: voi non potete contestare niente perché le parole che il signor Frigerio ha pronunciato indicando uno sconosciuto con quelle fattezze eccetera eccetera le avete trascritte voi, è roba di parte, e quindi non può entrare a programma. Ma si è adombrato pure che l'audio, addirittura l'audio da parte in udienza, che magari l'audio è sempre noi, l'avevamo noi, quindi chissà. Poi chiaramente chissà altro ha modificato involontariamente l'audio tramite quel programma QLEDIT, ed è andata come è andata. Però in questo modo diciamo ci è stato impedito di fare quello che avremmo potuto e dovuto fare, che ci consente il codice di procedura penale, nei dettagli e nei particolari, contestare l'intero tutto contenuto per eventualmente chiedere, diciamo, queste difformità che certamente c'erano e continuano ad esserci, erano ecco il motivo per il quale vi erano queste differenze tra una versione e l'altra. Quindi diciamo che su un punto fondamentale come questo non si è potuto
in sede processuale, a dibattimento, non si è potuto approfondire e garantire che venisse fuori la verità, al punto tale, o cercarla questa verità, al punto tale che viene stabilito in sentenza in primo grado un falso. Sì. E il falso è il nome di Olinto. Non è un falso nel senso, diciamo, un errore. Cioè la Corte, che chiamiamolo così, un errore, perché la Corte d'Assise, diciamo, che sbaglia perché, diciamo, prende per buono una suggestione che la stessa Corte d'Assise crea, modificando involontariamente l'audio e sentendo in un contesto del tutto scevro dal pensiero Olindo, perché si parla di un soggetto olivastro, occhi neri, non del posto, non di qui, dice: ma a un certo punto ho sentito, per me è stato Olindo. No? Che già dal punto di vista logico che c'entra, per me è stato Olindo. Se prima dice olivastro, occhi neri, eccetera eccetera, non lo conosco, più di così non vi so dire, portatemi l'identikit, anzi le fotosegnaletiche, e viene mandato il fax, quindi sinceramente si deve sforzare uno per sentire per me è stato Olindo. Eppure la Corte d'Assise, tramite un componente della Corte d'Assise che si mette evidentemente una cuffia senza che noi fossimo presenti o quant'altro, sente questo, lo manda in aula, poi manda questo audio modificato in aula, dà evidentemente una versione ufficiale, e tutti i giornali titoleranno il processo chiuso, nel senso che sin da subito il testimone ha detto è stato Olindo. Quindi un duro colpo non solo, diciamo, processuale, a livello processuale, poi la sentenza riporterà sin da subito Olindo, ma anche mediatico, perché voglio dire, lì sostanzialmente si chiude tutto, i TG piuttosto che i giornali titoleranno che sin da subito, questa è la versione della Corte d'Assise, ha detto Olindo. In realtà poi cioè, come era facilmente intuibile già dalla logica, si viene a scoprire, perché c'è anche la possibilità da un punto di vista scientifico di andare ad analizzare cosa è stato detto perfettamente, con certezza, tramite l'analisi dello spettro, che la parola era uscendo, quindi non era mai stato detto Olindo, ecco, in questo primo colloquio dal signor Frigerio. Però qui abbiamo, allora, va detto, io lo dico per rimanere ai fatti concreti, diciamo, abbiamo in quel momento, nel momento in cui il tribunale fa sentire l'audio modificato per involontariamente, lei ha detto eccetera eccetera, per cui invece di uscendo si sente Olindo, o si parla di sentire Olindo, poi il secondo grado invece dirà non è vero, no? È chiaro, non è così, c'era stato questo errore, diciamo così, di modifica del file audio. Abbiamo una persona che certamente sa, il signor Frigerio, che in un primo momento ha detto qualcos'altro. Abbiamo soprattutto una seconda persona, un pubblico ministero, che era lì a interrogarlo e che ha ascoltato quello che abbiamo letto prima, cioè persona sconosciuta, non di qui, eccetera, eccetera. E abbiamo una legge che dice che la procura, il pubblico ministero, è tenuto a valutare tutti gli elementi, quelli a carico dell'imputato e quelli a discarico. Quindi, nel momento in cui viene diffuso l'audio in tribunale, ci sono persone che sanno che non è andata così e che non può essere così. In primo luogo il pubblico ministero, che ha sentito il 15 dicembre il signor Frigerio, perché se avesse sentito Olindo e fosse stato un riconoscimento preciso, sarebbe stato il primo il pubblico ministero a dire e a trascrivere nel suo assunto: guardate che quest'uomo ha detto un nome ben preciso. Ma in questo caso io devo dire e devo dare atto al pubblico ministero che all'inizio del suo esame, ecco, e anche questo mal si conciliava proprio con questo audio che poi la Corte d'Assise andrà a formare, è lo stesso pubblico ministero a chiedere genericamente, naturalmente, al signor Frigerio, che inizialmente ebbe a dire qualcosa di diverso, no? Ecco. Quindi cercare una seppur lieve spiegazione a questa discrepanza. Ecco, cioè basta leggere le trascrizioni dell'udienza. Quindi diciamo è stata chiesta, seppur in maniera molto sfumata, ha dato una spiegazione che aveva già dato ai pubblici ministeri probabilmente all'inizio della vicenda, quando è stato risentito, e ha detto, il signor Frigerio disse che all'epoca, in particolare il 26 dicembre, il 2 gennaio, dopo quando fece il nome di Olindo, che gli sembrava una cosa che ci voleva pensare, cioè che ce l'aveva in testa,
quindi che sin da subito ce l'aveva in testa, però gli sembrava una cosa talmente così pazzesca che ci voleva pensare prima di dirlo. Nell'articolo di Repubblica che ho citato prima c'è un passaggio che ci porta da questo primo riconoscimento di persona, cioè, o meglio, da questa prima descrizione di persona assolutamente sconosciuta, no? Non è di qui, non è del posto, a nero, olivastro e via dicendo, a Olindo. Scrive Carlo Verdelli su Repubblica. Tutte le piste che si ipotizzano dopo la strage, rapina, vendetta trasversale, faida familiare, muoiono sul nascere, quando Carlo Castagna, dopo aver commosso l'Italia ai funerali, perdono chi ha ucciso, butta lì al luogotenente Gallorini il nome di Olindo. La sera del fatto ebbi modo di vederlo tra la gente ed allora ho un cruccio che mi fa pensare a lui, dice Carlo Castagna. Mario Frigerio non ci arriva subito, ma sarà poi il luogotenente Gallorini ad andare da lui, il 20 di dicembre, facendo il nome di Olindo, e da lì salterà fuori poi a distanza ancora di qualche giorno con i pubblici ministeri il nome di Olindo. È la stessa cosa che scrive peraltro oggi anche il giornale. Il primo a soffiare agli investigatori, scrive il giornale, la pista giusta è Carlo Castagna, papà di Raffaella, il quale appunto dice la sera del fatto ebbi modo di vedere Olindo fra la gente e da allora un cruccio mi fa pensare a lui. Perché c'è da considerare anche quel lasso di tempo, avvocato Schembri, che passa tra il 15 dicembre, primo colloquio e indicazione di persona sconosciuta come autore dell'aggressione, e il 26 sostanzialmente, mi sembra, ovvero il giorno in cui formalmente davanti ai pubblici ministeri Frigerio dice Olindo Romano. 26, curiosamente fa notare anche Carlo Verdelli su Repubblica, il 26 dicembre, fatalità, è anche il giorno in cui viene rinvenuta la macchiolina di sangue sul predellino dell'auto. No? Che poi peraltro non esiste agli atti, l'abbiamo detto più volte, perché non c'è documentazione agli atti, non di questa fotografia, non c'è una fotografia. Quindi c'è un periodo nel quale il nome di Olindo salta fuori. E come mai i giornali, secondo lei, scrivono che lo spunto è dato da Carlo Castagna? Perché c'è in atti un verbale di dichiarazioni spontanee o sommarie informazioni rese dal signor Castagna al luogotenente Gallorini, dove in una di quelle giornate Carlo Castagna dice di aver avuto questo dubbio, sostanzialmente, che gli era venuto la mattina in chiesa, questo pensiero dell'Olindo. Così è, e quindi se ne dà atto, perché peraltro, se non sbaglio, avvocato Schembri, il luogotenente Gallorini dirà poi che lui in realtà quel dubbio lì ce l'aveva fin dall'inizio, perché l'aveva visto negli occhi di Olindo che qualcosa non quadrava, no? Ma guardi, il luogotenente Gallorini la notte stessa dell'eccidio è andato insieme ai suoi uomini a prelevare alle 3 di notte Olindo Romano e Rosa Bazzi a casa loro, e li porta in caserma, li sottopone a diciamo, chiamiamolo interrogatorio tra virgolette, perché tecnicamente non è un interrogatorio, sono in quel momento persone informate sui fatti, però vengono tenuti in caserma dalle 3 fino al pomeriggio, insomma, dalle 3 di notte, 4 di notte, quindi, e loro diranno di essere innocenti, quindi vengono fatte le domande la notte stessa, e perché poi dirà in dibattimento il luogotenente Gallorini, oltretutto sapevo delle liti condominiali, c'era la lavatrice in funzione, quindi vengono sequestrati anche gli indumenti e poi si vedrà che non c'è nulla in quegli indumenti, non c'è niente, e poi diciamo Olindo aveva gli occhi rossi, quegli occhi l'avevano colpito, ovviamente alle 3 di notte quello dormiva e quindi non poteva averli che rossi gli occhi appena svegliato. Fatto sta che l'11 lui è già sta su quella pista l'11 notte, quindi il 15 è molto significativo quando Frigerio escluderà dalla vicenda di fatto il già sospettato Olindo Romano. Possiamo metterla così, avvocato Schembri, glielo chiedo. L'11 notte, su poche ore dalla strage, il luogotenente, diciamo, ha già una sua idea. O comunque ha una pista da seguire. L'11 notte lo va a prelevare, alle 3 di notte preleva Rosa, preleva Olindo, li porta in caserma, vengono tenuti fino al pomeriggio, gli vengono fatte domande su dove erano stati, con chi erano stati, eccetera eccetera. È chiaro che vengono sequestrati gli indumenti. Il sospetto c'è. C'è il sospetto più forte, l'11 notte. Il 15 dicembre, in seguito a quel colloquio di cui abbiamo citato prima un passaggio, cioè il colloquio tra il signor Frigerio e il PM Pizzotti,
quella pista lì sembra sgretolarsi. E sembra sgretolarsi perché in realtà Frigerio, essendo vicino di casa di Olindo Romano, conoscendolo bene, indicherà un soggetto che certamente è Olindo Romano, il già sospettato Olindo Romano. Quindi quando il pubblico ministero va dal signor Frigerio, è chiaro che sa che Olindo Romano, la signora Rosa Bazzi sono già stati sentiti, addirittura già sono state messe le cimici in casa loro, cioè quindi sono sospettati, e per mettere diciamo le cimici vi è un'autorizzazione da parte del magistrato. Quindi quando va dal signor Frigerio sa che il sospettato il pubblico ministero lo sa già, certo ovviamente. Che lo sa già, e quindi è chiaro che deve fare, una volta che il testimone, un testimone oculare, però non indica Olindo Romano, chiaramente ordinerà. Però il pubblico ministero, diciamo correttamente, quel 15 di dicembre, a 4 giorni dalla strage, non va dicendo al signor Frigerio Olindo, certo, come farà invece il luogotenente. Certo. Farà delle domande in modi molto diversi. Fa dire a Frigerio quello che senza alcun tipo senza suggerirgli niente. Diciamo. Infatti Frigerio dirà senza suggerimenti quello che lei ha letto. Cioè Olivastro, occhi neri, capelli neri, non è del posto, non è di qui, non lo conosco, pensavo che fosse una cosa tra loro, cioè tra extra comunitari, dirà Frigerio, insomma, chiaramente escludendo il già sospettato Olindo Romano, perché Olindo Romano non lo conosco, non è di qui. Addirittura il 16 mattina il suo avvocato manderà un fax e il pubblico ministero, una volta escluso Olindo Romano, cioè darà una delega di indagini dicendo: fate un identikit di questa persona che descrive Frigerio. Ecco che le indagini ormai stavano andando verso alto. Il 15, quella pista là, diciamo, comincia a essere... a sgretolarsi. Certo. Beh, tra l'altro non usiamo questo verbo in maniera enfatica. Sgretolarsi in senso proprio, perché ne ha parlato uno che, insomma, ha visto la morte da vicino. Ha visto la morte da vicino e fortunatamente si è salvato. Sì. Quindi, per usare la terminologia un po' grossolana, diciamo, del giornale, non è il primo Carlo Castagna a soffiare agli inquirenti la pista giusta, perché così scrive il giornale oggi. Ma il primo, a parte il verbo un po' discutibile, il primo che non è che soffia, il primo che almeno così sembra che l'11 ha dei sospetti è il luogotenente Gallorini, perché l'11 notte li va a prelevare, no? 15 quel sospetto lì scema, decade, perché viene superato dalle dichiarazioni, e anzi verrà fatto un identikit per dire: vediamo di capire chi è il soggetto che è stato descritto in questi termini, e allora arriva la soffiata, per usare il termine del giornale, e poi il colloquio del luogotenente in ospedale, dove, diciamo, il nome soffiato, diciamo, viene fatto esplicitamente dal luogotenente, perché questo è indubitabile, Cioè, il luogotenente dirà in procedimento che lui non ha mai fatto il nome di Olindo, poi però lo sentiamo negli audio, e poi viene naturalmente fatto più volte il nome di Olindo, in maniera anche un po' suggestiva, quegli occhi, i ricordi, eccetera, quel volto, il suo vicino e via dicendo. Questo indubitabilmente accade, proprio per ricostruire a livello cronologico quello che è accaduto. No? Diamo una pausa, uno stacco. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Dal cuore della Brianza, acqua celtica, per migliorare la qualità di vita dei padani. Grazie a New Line e a Radio Padania, se sei tra i primi 50 a telefonare, ti verrà assegnato gratuitamente un impianto di depurazione acqua di ultima generazione. A tuo carico solo la manutenzione a meno di un caffè al giorno. Chiama subito il numero verde 885 84 45 e se sei veloce sarà tuo. Con questa iniziativa Acqua Celtica aiuta Radio Padania ancora più vicini al cuore verde che ci appartiene. 885 84 45.
La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, Avvocato Schembri, Sì. sempre per essere fedeli alla cronologia dei fatti, 20 dicembre questo colloquio, secondo il vostro perito, che non è, diciamo, persona poco adusa a queste situazioni, ma una delle autorità di neuroscienze in Italia, questo colloquio era piuttosto suggestivo, diciamo così, dove la parola suggestivo significa sto suggerendo qualcosa a qualcuno. È il professor Strada che, insomma, Ovvero il luogotenente dice Olindo, Sì. Olindo, Olindo. E l'abbiamo detto, lo ripete più volte. sì. Non si dovrebbe, No, in no, un cioè, colloquio investigativo. al di là di quello che dice il professor Strada, che è uno scienziato chiaramente, che dice, insomma, è un colloquio estremamente suggestivo, il nostro codice di procedura penale vieta di porre domande suggestive, quindi le vieta. Ora, tutto si può dire, ma che quel colloquio... Scusi, avvocato, va anche detto. Sì. L'autore di quelle domande ritenute dal professor Strada suggestive, cioè Sì. tendenti a suggerire Sì. un ricordo, Sì. quello di Olindo ovviamente, Sì. perché il nome pronunciato è proprio quello lì, dirà in tribunale, è un carabiniere, dirà in tribunale: io non ho mai pronunciato il nome di Olindo. Giusto o no? Sì, dirà questo. E invece no. No, c'è l'audio, e quindi il nome c'è, certo, più volte poi peraltro, quindi c'è un audio, quindi il nome c'è. Il colloquio inizia così, già ne abbiamo parlato, voglio dire, ne abbiamo scritto io negli appelli, diciamo per assurdo, se lei avesse visto Lindo Romano come suo aggressore, l'avrebbe riconosciuto? Questa è la prima, diciamo, domanda. Ecco, quindi, Quegli che occhi. poi successivamente, ma tornando all'Olindo, ma le ho messo qualche dubbio che sia lui, o le ho messo qualche dubbio che non sia lui? Quindi la domanda, cioè il nome Olindo c'è, è indubbio che ci sia, e questi sono il tipo di domande. Quindi, Secondo il professor Strata, sì. suggestive. Sì. Il codice le vieta, le Il domande codice le suggestive. vieta, secondo il professor Strada, che l'affronta la cosa da un punto di vista scientifico, e dirà: è chiaro che se io devo mettere a confronto quello che ricorda una persona sin da subito, senza alcun tipo di suggerimento, il ricordo iniziale, con quello che la persona invece dice dopo aver avuto, chiamiamole, ingerenze esterne, no? È chiaro che il ricordo più genuino è sempre il primo, quello privo di ingerenze esterne, di suggestioni. Questo da un punto di vista scientifico. Poi è ovvio che c'è il codice che dice che sono vietate le domande che tendono a suggerire in un certo senso le risposte, no? Cioè, Tant'è vero che qui abbiamo due inquirenti che si comportano in modo molto diverso. Il primo è il pubblico ministero, che va il 15 di dicembre, già sapendo che Olindo è indagato, non fa il nome di Olindo, chiede un ricordo genuino al signor Frigerio. Il secondo inquirente, soffiata o non soffiata, per stare al termine giornalistico che usa oggi il giornale, va invece dal signor Frigerio facendo dei nomi, anzi facendo un nome, che è quello di Olindo. Sono due comportamenti completamente diversi. Nel primo caso abbiamo un ricordo di un certo tipo, nel secondo magari invece avrà fatto anche nomi, altri nomi magari, altri nomi in generale, però il nome quello è la domanda importante, cioè quando si associa un nome a una domanda, no? Perché il nome, quando viene fatto, non viene fatto lì del suo vicino di casa, allora così dice, vabbè, chiaramente sì, prende informazioni, viene inserito all'interno di una domanda specifica ed estremamente suggestiva, questo lo dico che dà io, una responsabilità. Cioè, quando si inizia e si dice, diciamo per assurdo, se lei avesse visto Olindo Romano come suo aggressore, quindi
Cioè, sarà assurda questa domanda, perché già uno se ne rende conto, diciamo, l'avrebbe riconosciuto. Cioè, è chiaro che sembra il contesto qual è? Dice... Olindo è messo dentro un'eventuale aggressione a Frigerio. Ma la domanda sembra anche tautologica, perché lo sa anche il luogotenente che è il vicino di casa da anni. Se lo vedo lo riconosco, lo vedo anche per strada, lo riconosco. Cioè, sembra pure, insomma, infatti se ne rende conto probabilmente anche il luogotenente, perché visto quello che ha detto già Frigerio, cioè, è una domanda inusuale, perché infatti dirà il luogotenente, diciamo per assurdo a questo punto, perché in quel momento in effetti era assurdo andare a fare una domanda del genere, perché se il signor Frigerio aveva detto al pubblico ministero, ai suoi figli e a altri che il suo aggressore era uno sconosciuto, che era olivastro, che era occhi neri, la domanda era assurda dire se avesse visto Lindo Romano l'avrebbe riconosciuto, perché quella non aveva indicato altri soggetti. E allora, diciamo, la convinzione forse della prima sera, quella dell'11, infarcisce la domanda, no? Cioè, quindi diciamo che nonostante Olindo ritorna alla ribalta, nonostante l'esclusione di Frigerio del 15. Nonostante il fatto che sia stato escluso Frigerio dalla testimonianza, che sia stato escluso Olindo dalla testimonianza di Frigerio il 15, possiamo dire, si legge in letteratura, no? Che a volte gli inquirenti si affezionano alle proprie ipotesi investigative. Certo. Può capitare, secondo lei, da un punto di vista tecnico? Anche gli avvocati si affezionano alle loro tesi, quindi questo può capitare, quindi ovviamente. Ecco perché è importante poi che ci sia un giudice che sappia valutare quando capita che sostanzialmente se è solo un innamoramento non si può prendere per buono un innamoramento quando da questo scaturisce, diciamo, una violazione, quindi una suggestione a un testimone. Ecco, quali sono le fattispecie suggestive che il codice esclude? Possiamo inserire questo tipo di domanda in una suggestione vietata dalla legge? Io direi di sì, certamente sì. Questa è una domanda suggestiva, le domande suggestive sono certamente non consentite dalla legge, no? Poi dice anche il codice che sono vietate delle tecniche sostanzialmente che possono in un certo senso comportare un inquinamento chiaramente delle risposte. Questo certamente è una domanda suggestiva che rientra tecnicamente in quelle che sono le domande suggestive. È anche vero, bisogna dire che in quella fase, attenzione, Olindo, cioè il signor Frigerio non dirà al luogotenente Gallorini ho visto Olindo, no? E quindi di per sé, di per sé non è che risponderà Olindo in quel momento, il 20 dicembre il nome non salta fuori, lo fa il luogotenente, nonostante, diciamo, la domanda suggestiva. Il signor Frigerio continuerà a dire quello che aveva detto al pubblico ministero Olivastro, chi era anche il luogotenente Gallorini, che lo lascia con quel dubbio lì di cui abbiamo parlato. Ci pensi sopra, gli dice ci pensi sopra per bene che poi ci rivediamo, no? Sì. Però nei giorni successivi a questo colloquio, anche con i propri figli, il signor Frigerio continuerà a dire io non ho più niente da dire. Sì. Quando saprà che di nuovo 26 arriveranno i pubblici ministeri, dirà io non ho più niente da dire, non ho altro da aggiungere. Sì, ma io direi qualcosa di più, diciamo anche perché questa considerazione non è la considerazione dell'avvocato Schembri, in questo caso è l'avvocato della difesa, ma devo dare atto che gli stessi pubblici ministeri hanno fatto la stessa considerazione, tant'è vero che quando andranno al signor Frigerio inizieranno a dire guardi che noi non la spaventiamo come l'hanno spaventata i carabinieri. Cosa vuol dire spaventare? Ci pensi bene, ma spaventare magari, ecco, avranno letto. Mi scusi, avvocato Schembri, lei ha capito perché i pubblici ministeri? Perché anche a me da fuori sembra una frase un po' strana. Sì. Cioè io pubblico ministero vado dal testimone che è stato ascoltato da un carabiniere e da un mio collega ancora prima e dico a questo signore che insomma se la passava male in quel momento, non è mai entrato in coma, però se la passava male, insomma era scosso eccetera. Ha ricevuto una visita dal luogotenente dei carabinieri, da 30 anni luogotenente di Erba, eccetera, e la prima cosa che gli dico è, guardi, signor Frigerio, non si spaventi, noi non la spaventiamo come hanno fatto i carabinieri.
perché dico spaventare? Questo chiaramente io non c'ero, lo sanno meglio di me. Come faccio io, pubblico ministero, a dire che è stato spaventato il testimone? Mi sembra un verbo un po' brutto, diciamo. Sì, diciamo che quello è stato detto, io riporto perché non ero lì presente con loro. In effetti è agli atti. È agli atti, cioè hanno considerato evidentemente, magari hanno utilizzato un termine forte, volevano dire qualche cosa di diverso, però l'hanno detto, cioè quindi spaventare viene usato, magari cioè pressare, non lo so, volevano utilizzare un altro tipo. In ogni caso lo invitano a pensarci bene, signor Figgero, correttamente, dice, no? Anche in virtù evidentemente di quello che in precedenza il signor Frigerio aveva detto, no? Cioè che il suo aggressore era un soggetto sconosciuto. Ma no, a me colpisce il verbo, spaventare, diciamo, perché a una persona che già sta in una condizione emotiva. Questo, diciamo, è uno, sì, non possiamo dire, perché non abbiamo alcun elemento per poter dire cosa, se è stato spaventato o meno. Possiamo prendere atto soltanto di quello che è riportato nella trascrizione, e cioè quello che viene detto. Lo dicono i pubblici ministeri, che evidentemente hanno cognizione di causa abbastanza ampia in quella fase delle indagini, quindi bisogna perlomeno fidarsi di quello che dicono, no? Questo per ricostruire i fatti. Adesso io, avvocato Schembri, intanto se qualcuno fa delle domande precise, non ha capito, vuol puntualizzare, magari apriamo anche le linee 02 66 20 35 29. Ricordo anche gli SMS 346 6427 756 e la mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Ripeto, però solo su questioni, diciamo, molto precise, cioè se avete questioni molto precise da porre, anche approfittando del fatto che è con noi l'avvocato Schembri, ma noi abbiamo anche un lavoro di documentazione da riprendere, che è il lavoro che è mancato all'inizio di questa vicenda, no? Cioè conoscere. Tra l'altro è mancato anche per voi, questa è la cosa un po' paradossale di tutta questa vicenda, perché lei ci ha raccontato prima, per esempio, arriviamo in aula a dibattimento, a processo, e non c'è la trascrizione di un colloquio così importante. L'abbiamo dovuta fare noi. L'avete dovuta fare voi. Questo, insomma, ma a me da fuori, diciamo, sembra una cosa piuttosto anomala, singolare, anche questa, perché su un punto così essenziale come il riconoscimento di una persona 20, non c'era niente di niente, non c'erano trascrizioni. Insomma, questo mi sembra, io non lo so, magari è normale che accada nei tribunali, diciamo. No, così normale non è chiaro che insomma quello che disse il signor Frigerio all'epoca era molto importante, quindi meritava certamente una trascrizione. Abbiamo 2 ascoltatori, mi fanno segno dalla regia. Pronto? Pronto, ciao, sono Claudio da Bergamo. Ciao Claudio, prego. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Allora, io l'unica cosa che mi chiedo è perché ha ritrattato Frigerio, con quale motivo ha ritrattato? Sotto la pressione dei carabinieri o di chi? Non riesco a capire. E per quale motivo l'ha fatto? Si sapeva che queste 2 persone sono innocenti, perché l'ha messi all'agonia. E soprattutto allora mi chiedo, non è che c'entrano qualcosa i carabinieri, il Castagna, gli hanno detto qualcosa per arrivare a una conclusione del genere? Perché quando non c'è una minima traccia che porta alla colpevolezza di queste persone, cioè come si fa a metterle in carcere? E anche i giornalisti, perché li hanno messi veramente all'agonia anche loro quando sanno o quando non sanno veramente le cose? Grazie, buongiorno. Allora, qualche osservazione però la merita questa telefonata anche da parte mia, ma intanto sentiamo anche l'altra. Pronto? Buongiorno, Cainarca. Buongiorno. Angelo da Novara. Sulla storia del non spaventare, di non si spaventi, l'hanno spaventato. Io penso che sia la classica scusarsi non pentita a se stessi, cioè se lei risponde che non è stato spaventato, avvalora tutto quello che viene detto dopo. Grazie, arrivederci. Sì, era per escludere, insomma, lei dice. Ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, io avevo già fatto questa osservazione, comunque i 2 precedenti, sia quest'ultimo che quello precedente, hanno detto le stesse cose, che comunque saranno sicuramente, secondo me, le più veritiere. E comunque all'avvocato Schembri dico, ma c'è una massa di incompetenti anche nel settore della giustizia, come pubblici, cioè
tutto il personale, dai giudici agli avvocati, non lo so, c'è una massa di incompetenti, perché se non fanno analisi in queste cose e si limitano al dire di qualcuno che sta al di sopra e lo certificano, secondo me non c'è adeguata preparazione. Però volevo dire una unica cosa, che questo tenente Gallorini, 30 anni che era lì, il Castagna che da una vita, che è una personalità, e ripeto sta cosa qui dentro in questo paese, in questa città, quindi diciamo i due figli che c'era di mezzo l'eredità con questo genero, ma dai, è talmente, guardi, è un puzzle che si unisce tutto, responsabilità dei carabinieri e del Castagna. Vi saluto, arrivederci. Beh, questo è un altro discorso, diciamo ancora, però rispetto alla prima telefonata volevo puntualizzare una cosa. Poi, naturalmente, come tutti sanno, il signor Frigerio dichiarerà in tutte le sedi, dalla sede processuale in avanti, in TV, eccetera, che lui è sicuro al 100% che è stato Olindo, quindi il suo ricordo poi definitivo è quello lì. Il professor Strata fa nella sua perizia una serie di osservazioni a partire, diciamo, da un ricordo indotto, suggerito, nato su basi suggestive, giusto appunto, perché quando tu hai suggerito o, diciamo, in qualche modo fatto emergere un ricordo, e cita altri casi, il professor Strata, ne abbiamo parlato con lui anche tempo fa, poi quella cosa che ti fanno emergere, per così dire, adesso mi esprimo in maniera non propriamente corretta dal punto di vista scientifico, però quel ricordo che ti fanno emergere poi si cristallizza, diventa vero, tu ti ci affezioni, cioè ti ci leghi in maniera onesta, diciamo, no? Cioè tu poi alla fine dici questo è il vero ricordo, come accade nel caso di Marta Russo e della segretaria che si ricordò a distanza di mesi di aver visto i due presunti sparatori vicino a lei, quando all'inizio invece non li aveva mai visti. Dopo 6 mesi di pressioni, di induzione al ricordo, lei dice no, ma io adesso sono convinta, io adesso proprio ci credo, questo è andato così, io li ho visti. Quindi questo voglio dirlo, non è questione di ritrattare, diciamo, perché poi a un certo punto si cristallizza una verità nella mente di chi ricorda o è indotto a ricordare, no? Comunque, questa era una precisazione che dovevo fare io. Poi, prego, avvocato Schelli. Poi per quanto riguarda il discorso degli inquirenti, dei giudici e quant'altro, qui si parte da una valutazione che viene in un certo senso condizionata dalla confessione di Rosolindo, probabilmente, nel senso che tutti gli elementi che a loro discarico magari vengono messi un attimino nell'angolino. Tutto sommato dice: a me che cosa mi interessa che non sono state trovate tracce di loro due, che cosa mi interessa che con i tempi non ce la potevano fare, che cosa mi interessa del fatto che ci sono altre impronte di altre persone, e alla fine hanno confessato e a me prendo per buona la loro confessione. E quindi quell'analisi, quella valutazione che deve essere tipica di ogni processo viene in un certo senso rilegata in fondo e fatta in modo estremamente marginale. Questo poi è un dato, è fuori di dubbio che sia un dato, perché poi non ci sono risposte su quelli che sono elementi a loro discarico da parte anche delle sentenze di condanna, i tempi, la tempistica, il fatto che non li abbia visti nessuno, il fatto che non abbiano lasciato tracce. È chiaro che insomma è un'analisi parziale, una valutazione parziale che viene compiuta. Per quanto riguarda naturalmente, noi stiamo dicendo naturalmente le indagini di quello che è accaduto tra l'11 e il 20, sostanzialmente gli inquirenti, i carabinieri, quello che è stato fatto. Poi nessuno pone in dubbio naturalmente la buona fede, perché vede, molto spesso per amore di giustizia, no? Molto spesso per amore di verità si possono compiere degli errori, no? Ma questi errori possono essere compiuti in tutta tranquillità, anche in buona fede, anche in buona fede. Io mi convinco che una persona è colpevole e in questo caso alcuni inquirenti si erano convinti che Olindo potesse essere lui il responsabile della strage, e in buona fede ritengo di dover fare determinate cose, di indagare per amore di giustizia, perché è un caso grosso, perché è una strage diciamo veramente efferata, e allora devo assicurare sostanzialmente i colpevoli o il colpevole alla giustizea. Allora, io parto da buoni propositi. Parto con un buono proposito e con uno spirito corretto. Certo è, anche lei ha detto, è chiaro che
e poi mi posso innamorare di una tesi. Sta poi al giudice magari andare a capire che una cosa è l'innamoramento. Infatti quello che dovrebbe distinguere i regimi polizieschi dai regimi di diritto è che il poliziotto fa il poliziotto, può sbagliare, può innamorarsi della sua tesi. Certo. Il giudice può sbagliare non si può anche nel porre la domanda suggestiva, attenzione. Allora, già per il pubblico ministero siamo in un campo diverso, perché se dobbiamo stare alle norme e alle leggi, anche il pubblico ministero è già una figura, non dico terza, ma quasi terza nel nostro ordinamento. Questo ce lo dimentichiamo tutti, cittadini compresi naturalmente in primis, ma la legge italiana dice che il pubblico ministero ha il dovere di cercare anche gli elementi a discarico, no? Certo. Non lo fa mai, per carità, o comunque diciamo difficilmente noi abbiamo cronache giudiziarie che ci raccontano di un PM che va alla ricerca di elementi a discarico, no? Certo. È difficile incontrarlo, magari sui giornali o dal vero. Però già il PM ha un ruolo diverso, ma poi c'è il giudice, poi c'è il giudice che invece deve fare la sintesi di di tutto il lavoro e non innamorarsi di una tesi, questo deve essere il compito del giudice. Si deve evitare che l'innamoramento sia del giudice. Ecco. 2 telefonate, pronto? Direttore? Buongiorno. Sono io, buongiorno avvocato. Buongiorno. Senta, io sono innocentista, lo premetto, però mi chiarisca un dubbio. Quando è emerso sui giornali, o perlomeno quando è arrivato a conoscenza dei due coniugi il fatto che l'energia era stata staccata intorno alle 17:30 nell'appartamento della Castagna? Sì. E se nel caso in cui i due coniugi non ne fossero stati a conoscenza nel momento del primo interrogatorio, come si sono comportati di fronte al fatto che là sopra non c'era la possibilità di accendere la luce e che quindi dovevano per forza dirigersi nell'appartamento con una fonte di energia, con una fonte di luce autonoma, una pila, qualcosa del genere? Sì. E in secondo luogo, è vero che non sono state trovate tracce dei due coniugi sulla scena del crimine, probabilmente anche per il fatto che lì sono passati i pompieri e hanno fatto piazza pulita di tutte le tracce, ma è anche vero che mi pare di aver capito che non sono state trovate tracce neanche di nessun altro. Mi vuole chiarire questi 2 punti, per favore? Sì, no, di altri sconosciuti ci sono tracce, ma per l'avvocato Schiavi lo chiarirà subito. Poi c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sono Carla da Vigevano e grazie a lei, Cainarca, e grazie all'avvocato. Ho sempre seguito nei limiti del possibile le trasmissioni. Ora mi chiedo, con una certa preoccupazione, se la morte di Mario Frigerio chiuderà per sempre la porta alla speranza di veder liberi i 2 coniugi, Rosy e Olindo, che io ho sempre considerato innocenti. Gli hanno venduto anche la casa ai 2 poveri disgraziati e questo mi fa pensare molto. Ad ogni modo mi auguro che il signor Frigerio trovi pace e non dico altro. Grazie di nuovo. Grazie. Bene, c'è una telefonata? Sì, pronto. Sì, pronto, Andrea Buongiorno. da Como, ho lavorato nell'ambito della polizia giudiziaria per 30 anni, capisco le parole che avete detto relative alla una sorta di scusante nei confronti degli operanti, di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e dei magistrati, ma in realtà quando succedono queste cose succedono per volontà e per dolo, perché guardi che in molti casi ho visto contestare da pubblici ministeri l'autocalunnia a chi si accusava di un reato per costringerlo o per indurlo a ritirare questa autoaccusa. Quindi non capisco perché in alcuni casi lo facciano e in altri no. Decidono che le vittime da accusare, da condannare sono quelle, chi fa carriera, chi si toglie un peso e un problema, però qui non si parla di una multa da 1.000 euro, si parla di ergastolo. Lei dice questo da ex operatore di polizia giudiziaria, sì, sì. Quindi delegato dai magistrati a fare delle indagini. Anche, sono un appartenente a una forza di polizia importante, sì, in congedo, e okay, un ufficiale di sì. No, era per capire meglio, Sì, cioè li ho visti, ne ho assistito, cioè è una vergogna, è una vergogna. Va bene, Grazie, io la ringrazio. Grazie anche a lei. Allora, sulla seconda telefonata voglio fare anche io una piccola precisazione. Allora, questa trasmissione, adesso io lo ripeto perché oggi è anche un giorno un po' particolare, l'avevamo già prevista
e continuiamo a fare trasmissioni di questo tipo solo per un motivo, non perché io voglia ingenerare in chi ascolta delle convinzioni. Anzi, io vorrei sgombrare il campo da tutte le preconvinzioni che hanno accompagnato questa storia fin dall'inizio. Quindi non mi interessa, diciamo, il discorso innocentisti, colpevolisti. Qua cerchiamo di capire come sono andate le cose, cioè di aderire il più possibile ai fatti. Punto. Poi tutto quello che può sembrare a osservatori maliziosi, esterni, enfatico e via dicendo, fa parte molto probabilmente del modo in cui ciascuno, comprese le persone che chiamano, esprime le proprie emozioni, i propri sentimenti davanti al racconto dei fatti, che sono fatti drammatici, perché quando noi sentiamo, per esempio, certe intercettazioni, è chiaro che ci suona anche una corda emotiva. Quando sentiamo due persone che poco prima di confessare, e poi noi lo sapremo dopo che quella è stata la giornata per loro che ha messo la X sul loro destino, la croce, quando le sentiamo dire poco prima di accingersi a confessare, per quelle che sono state fatte passare per confessioni totalmente sovrapponibili, perfette e precise e dettagliate. 2 minuti prima di iniziarle partono dalla premessa, ma lo so che non è vero, però mi è stato detto che io per cavarmela devo fare così e tu vai fuori. E l'altro gli dice, ma sei matto, io vado fuori e mi butto sotto un treno, ma cosa stai dicendo? Non siamo stati noi. Cioè anche, credo, la persona più sprovveduta, che ha fatto la quinta asilo e neanche la prima elementare, capisce che siamo davanti a due persone che lo dicono loro. Stiamo per, o meglio, lo dice una delle due persone, Olindo. Io sto pensando di raccontare che sono stato io, almeno esci tu. E lei, ma non è vero, lo so che non è vero, però se qua non usciamo più, io faccio così, cioè comincio a pensarci sopra. Ecco, allora, davanti a roba di questo genere, uno è chiaro che gli suona anche una corda emotiva, per cui chiusa la mia parentesi. Sì, prego avvocato Schegni. No, lo dico, no, ma è così, perché poi c'è chi all'ascolto dice, quello sta fomentando, facendo... No, io non sto fomentando niente, stiamo ascoltando solo fatti e stiamo ricostruendo i fatti. Premessa ulteriore, fin dall'inizio di questo ciclo di trasmissioni io ho chiesto agli avvocati di tutte le parti di intervenire. Se non intervengono è perché hanno deciso loro di non farlo, sia ben chiaro. Prego, avvocato Schegni. Per quanto riguarda la morte del signor Frigerio, nulla c'entra con la revisione, quindi chiaramente l'ascoltatrice aveva chiesto se e quindi chiaramente si andrà avanti sotto questo profilo nella richiesta di revisione. Per quanto riguarda l'ascoltatore dell'energia elettrica, ha detto ecco, questo è uno dei particolari sostanzialmente molto importanti che Olindo sbaglia. Cioè, siccome i risultati vengono saputi dopo la cosiddetta confessione, cioè l'orario di quando verrà staccata l'energia elettrica, Olindo su questo punto dirà, inizialmente dirà la luce era accesa o era spenta, e dirà che c'era. Poi gli viene detto no, è stata staccata la luce, quindi sostanzialmente allora gli dirà Olindo, allora era spenta. Sì. E quando l'ha staccata la luce? E lui dirà alle 20. In realtà la luce è stata alle 17:40 per la precisione, quindi è uno dei dettagli che insomma chi ha compiuto diciamo la strage doveva certamente conoscere l'orario della luce, se c'era o meno la luce. Su questo sbaglia. Dice l'ascoltatore pure che non sono state trovate sulla scena del crimine delle tracce di Olindo e Rosa, però diciamo no, lui diceva di nessuno. Di non nessuno. È vero. In realtà ci sono delle tracce, ecco, quindi quando si dice sono passati i pompieri, quindi magari c'è stato il fuoco piuttosto che l'acqua. Beh, in realtà questo è parzialmente vero, cioè c'è stato il fuoco e c'è stata l'acqua, però alcune tracce hanno resistito, che quelle tracce che però non appartengono certamente a Olindo o a Rosa, ma a soggetti sconosciuti alle indagini. A tutt'oggi sconosciuti. Voglio anche aggiungere che in casa Frigerio non c'è stato nell'incendio nei pompieri, quindi indubbiamente magari nella palazzina diciamo gli soccorritori hanno inquinato l'ambiente, ma questo inquinamento non ha
ha consentito ad alcune tracce che sono state rinvenute di sopravvivere. Addirittura a casa di Frigerio non c'è stato l'incendio, quindi era, diciamo, un contesto, sostanzialmente una scena del crimine preservata, e anche lì non ci sono tracce che possano ricondurre ai coniugi, così come non ci sono tracce in casa dei Romano, dove loro avrebbero, dopo la mattanza, si sarebbero lavati, quindi lavati dal sangue, le armi, e tutto di corsa. Lì il RIS non ha trovato nulla, e quindi, diciamo, questo è un dato estremamente significativo, che magari qualcheduno ha cercato di annacquare con l'acqua dei pompieri, ma voglio dire, a casa di Olindo acqua dei pompieri non ce n'era, a casa dei Frigerio acqua dei pompieri non ce n'era, e le risultanze sostanzialmente tecnico-scientifiche e dicono ben altro rispetto a quella che è stata poi la conclusione. Cioè, noi abbiamo delle tracce di soggetti sconosciuti alle indagini che sono state rinvenute, quindi al di là dell'incendio e al di là dell'acqua. Non abbiamo traccia né di Rosa né di Olindo. Questo è un dato, diciamo, che mi limito sostanzialmente a commentare e a consegnare alla storia. Poi sarà la storia a giudicare, voglio dire. Diciamo, rimane quello che ha detto l'ultimo ascoltatore, l'ufficiale che ha agito anche come polizia giudiziaria, e quello, vabbè, si vede, fa parte della sua esperienza. Della sua esperienza personale, quindi naturalmente era su quello che probabilmente avevo detto io, che molto spesso diciamo, uno può anche operare in buona fede, sostanzialmente innamorarsi di una tesi e portarla avanti. Certo, chiaramente detto questo, ci sono anche le eccezioni, parlando in generale. No? Avvocato Schembri, io la saluto, sono le 12.03, la ringrazio. Grazie a voi. Saluto anche chi ci ha seguito. Dalla prossima volta poi torniamo anche con i documenti audio, che sono importanti, e credo che potremo ancora risentirci proprio a partire da lì. Buon pomeriggio. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi?